Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3. Abbiamo come sempre molte notizie da raccontarvi. Parleremo di una nuova aggressione in centro a Treviso proprio con la testimonianza della vittima. Andremo poi a Bassano con un giallo per la caduta di una donna dal balcone di casa e poi usciremo dalla regione Veneto, andremo in Friuli Venezia Giulia, a Premariacco per parlare della tragedia dei cieli, l'ultraleggero caduto ieri, costato incidente che è costato la vita di una quindicenne e al suo istruttore, ma poi anche ospiti per approfondire alcune tematiche, dall'edilizia al rientro a scuola dei bimbi di nidi e materne. Tutto questo fino alle 13:30, ma andiamo con ordine. Iniziamo con la cronaca, con l'ennesima vittima sulle strade del Veneto. Poco dopo mezzanotte un motociclista ha perso la vita nel Veronese, ad Affi per l'esattezza. Non ci sarebbero dalla prima ricostruzione altri mezzi coinvolti. L'uomo in sella alla sua moto sarebbe uscito autonomamente di strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori del SUEM con automedica e ambulanza insieme ai carabinieri per ricostruire la dinamica della tragedia. E ci spostiamo a Padova con un nuovo episodio di degrado vicino alla stazione, ferito un cittadino straniero in via Tommaseo. Prima la violenza, poi il fuggi-fuggi generale all'arrivo delle forze dell'ordine. In via Tommaseo, davanti alle cucine popolari, ci sono stati momenti di tensione ieri quando è avvenuta una lite furibonda. A terra un 27enne nigeriano che è stato colpito alla testa con un coccio di bottiglia. Un litigio partito da vecchi rancori con un altro giovane che poi si è dileguato alla vista delle sirene. Sul posto anche i medici del 118 che hanno portato il 27enne nigeriano in pronto soccorso. L'ennesimo episodio di violenza riaccende la tensione sulla zona stazione, da sempre luogo critico della città per la presenza di spacciatori, e in queste ultime settimane di nuovo al centro di controlli perché punto di consumo di droga in strada. Numerosi infatti i controlli soprattutto della questura, decine i fogli di via e gli arresti durante le operazioni antidroga della squadra mobile. Restiamo in provincia di Padova, ci spostiamo a San Martino di Lupari con ladri in azione, bottino minimo, ma come spesso accade dal grande valore affettivo. I padroni di casa sono alla sagra e i ladri approfittano per fare razzia nella loro abitazione. È successo a San Martino di Lupari nell'Alta Padovana sabato scorso. I predoni hanno approfittato dell'assenza di proprietari di casa per intrufolarsi nell'abitazione. Dopo il loro passaggio, il solito scenario, cassetti svuotati e stanze a soqquadro. Il bottino è risultato essere di qualche moneta e un paio di AirPods, i popolari auricolari per il telefono. Un bottino economicamente magro, ma che per i derubati, come accade spesso in questi casi, è carico di valore affettivo. Le cuffiette, infatti, erano state regalate poco più di un mese fa alla figlia dei proprietari di casa dai nonni per il conseguimento della maturità. Un prezioso ricordo rubato da predoni senza scrupoli. E in questi giorni la vicenda di Paderno Dugnano, dove una 17enne ha ucciso a coltellate padre, madre e il fratello di 12 anni, ha sconvolto l'opinione pubblica. Nel 2017 a Selvazzano un 16enne freddò il padre con un colpo di fucile. Da un anno dopo un percorso di riabilitazione messa alla prova, è un uomo libero. 5 anni fa uccise il padre con un colpo di fucile alla nuca mentre era appisolato in divano. Dopo un percorso di messa alla prova, concessogli dopo la condanna in corte d'appello, il reato è stato estinto per Alberto, che nel marzo del 2017 a Selvazzano uccise il padre Enrico. Il ragazzo era sedicenne all'epoca dell'omicidio. In primo grado venne condannato a 10 anni, poi gli venne concesso dalla corte d'appello il periodo di messa alla prova in una comunità e ha ottenuto così il timbro di estinzione del reato. Oggi Alberto ha 23 anni, è libero da oltre un anno, lavora come operaio e ha il casellario libero da ogni pregiudizio. Lo ha spiegato il suo avvocato Ernesto De Toni in un'intervista all'ANSA. Il ragazzo in questi anni ha sempre avuto accanto la madre e la sorella, è stato per 18 mesi nel carcere minorile di Treviso, poi in una comunità di recupero nelle Marche dove ha conseguito il diploma, la patente, ha lavorato e fatto volontariato. Nel 2023, ha detto il suo avvocato, un'equipe di esperti
esperti ha accertato il superamento del suo programma di messa alla prova. L'omicidio era avvenuto il 24 marzo del 2017 a Selvazzano. Il padre, Enrico, 52 anni, si era appisolato in divano dopo pranzo. Alberto aveva preso il fucile custodito a casa dei nonni e l'aveva colpito alla nuca. Il movente non era mai emerso. E torniamo alla tragedia di ieri lungo l'Alemagna nel Bellunese, uno schianto violentissimo sul ponte Cadore. La vittima Vincenzo Martinazzo, 75 anni, trevigiano storico, volto del Palio di Montebelluna. Un boato fortissimo, il rumore delle lamiere contorte, l'auto ferma in mezzo al ponte Cadore sulla Alemagna. L'ennesima tragedia della strada. La vittima è un 75enne, Vincenzo Martinazzo, residente a Montebelluna. In macchina assieme a lui il nipote minorenne rimasto ferito ed è lì trasportato in ospedale. La dinamica è ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto. 4 i mezzi coinvolti. Sembra da una prima ricostruzione che la macchina guidata dall'anziano, forse per un malore, abbia invaso la corsia opposta da dove stava arrivando un camion. Lo schianto violentissimo, nulla da fare per il 75enne. Il mezzo pesante si è fermato a ridosso del guardrail. Dietro la macchina della vittima altre 2 vetture che non sono riuscite ad evitare l'impatto. In una 3 donne statunitensi, una 28enne e 2 29enni rimaste illese, così come non hanno riportato ferite l'automobilista della terza auto e il camionista. La notizia della morte di Martinazzo ha raggiunto subito Montebelluna, dove il 75enne era conosciuto. Una grave perdita per la comunità montebellunese. Era una persona buona, sempre disponibile verso tutti, una persona leale e anche una persona affettuosa. Oggi perdiamo certamente una delle colonne portanti della comunità montebellunese. Io tra l'altro lo conoscevo molto bene da sempre, quindi non posso che ovviamente portare le mie più sentite condoglianze a tutti i familiari, mi sembra insomma il minimo. Storico del Palio e cuore di questa manifestazione. Purtroppo è giunta la notizia della morte di Vincenzo, una delle figure storiche, proprio storiche del Palio, perché fa parte di quel gruppo di amici che tanti anni fa, nel fine degli anni *80, si sedettero attorno a un tavolo e hanno avuto questa brillante idea di dare vita al Palio di Montebelluna. Vincenzo era colui che si occupava del drappo, perché per la sua professionalità, per la sua competenza, ed è stata una persona per me molto importante, perché io che sono nuovo presidente, che magari sicuramente in Cazenza magari mi manca un po' della storia di questo Palio, mi ha istruito su quello che era lo sviluppo degli anni dei drappi, fino a portarli poi in mostra in museo al Meve a Biadene. La viabilità sul Cadore è rimasta paralizzata per diverso tempo per permettere i soccorsi e la rimozione dei mezzi. Sul posto, oltre alla polizia stradale, i vigili del fuoco, il SUEM 118 e il personale dell'ANAS. E domenica c'era stato un altro grave incidente a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, e ieri mattina si è spenta Manola Cucchi, compagna di Massimo Bortolato, che aveva perso la vita domenica in quello schianto. Lei viaggiava nella moto insieme a lui. La donna era infermiera a San Donà di Piave, ma era originaria di Conselve nel Padovano. Non ce l'ha fatta Manola Cucchi, 58enne di San Donà di Piave. È morta a poche ore di distanza dal compagno Massimo Bortolato di Ponte di Piave, con cui era in moto al momento del tragico incidente avvenuto domenica pomeriggio a San Polo. Si è spenta a causa delle gravi ferite riportate nello schianto con una Ford Fiesta che ha fatto sbalzare i 2 compagni a 30 metri di distanza. Massimo Bortolato è spirato durante il trasporto d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Cafoncello, dove era ricoverata anche Manola. L'indomani dell'incidente la notizia della sua morte. Operatrice sociosanitaria in una struttura del Veneziano, condivideva con Massimo la passione per le Harley Davidson, 2 quelle possedute da Massimo. Passione che condividevano sui social, dove si sono moltiplicati in pochissime ore i pensieri di cordoglio per la loro morte. Amici, compagni di viaggio e conoscenti, tutti increduli per una morte inaspettata. Solo poche ore prima del violento schianto, le parole postate da Massimo Bortolato: quanto è duro l'asfalto, soprattutto se lo baci 2 volte di seguito. Massimo,
56 anni compiuti lo scorso 17 agosto, lascia una comunità attonita. Molto conosciuta infatti la sua famiglia, che da sempre commerciava a Ponte di Piave alimentari nei mercati. Lui stesso era solito vendere, soprattutto nel periodo autunnale, castagne lungo la Postumia. Una storica famiglia di Ponte di Piave è proprio legata a quell'attività di ambulanti nell'ambito dell'alimentare e collaborava anche in quelle iniziative che la Proloco con l'amministrazione comunale metteva chiaramente in campo, e quindi davvero il cordoglio di tutta la comunità per questo gravissimo incidente stradale che lascia chiaramente una grave perdita in tutta la comunità pontepiavense. Va veramente la vicinanza anche ai familiari della compagna, e naturalmente in queste situazioni in cui è sempre difficile dover poi imbattersi nel superare un dolore così grande, e chiaramente come amministrazione nel caso di Ponte di Piave siamo rimasti a disposizione proprio per quello che si potrà fare proprio per sostenere la situazione. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Lo scontro avvenuto tra via Roma e l'incrocio con via Papa Luciani, scontata l'apertura di un fascicolo per omicidio stradale plurimo. La procura disporrà una perizia cinematica. Importanti potranno essere le immagini delle telecamere della zona che il sindaco di San Polo, Nicola Fantuzzi, si è detto pronto a mettere a disposizione delle forze dell'ordine. Ve l'avevo anticipato in apertura di diretta, una nuova aggressione in centro a Treviso, ce la racconta direttamente con le sue parole la vittima che non ha voluto per ovvie ragioni farsi riprendere in volto, racconto raccolto da Elena Dal Forno insieme a Tommaso Migota. Sentiamo le parole. Praticamente sabato pomeriggio c'erano dei ragazzi nella via che facevano confusione, circa una quindicina di persone, e la discussione poi un po' goliardici loro che bevevano alcolici, acqua e quant'altro, hanno rotto delle bottiglie in strada, hanno fatto dei loro bisogni, anche escrementi ben evidenti purtroppo, e sia io che altri residenti abbiamo chiamato le forze dell'ordine. Loro sono intervenute, ma nel frattempo i ragazzi se ne sono andati. Una volta passata tutta questa situazione io sono sceso in strada e nella parte del condominio privata ho trovato una borsa. D'istinto mi è venuto l'intenzione di chiamare nuovamente la pattuglia che era appena passata di là per riconsegnare questa borsa affinché potessero identificare le persone. Mentre ero al telefono proprio con il comando di polizia sono stato aggredito a squarciagola con insolenze, spintoni e quant'altro con un ragazzo minorenne che poi purtroppo ci siamo un po' azzuffati, un po' per difendermi e poi quant'altro. Sono situazioni che nel momento non sai neanche come intervenire, nel senso il fatto che sia minorenne sicuramente non lo autorizza a alzare le mani verso gli altri, e questo qua proprio spingeva sul fatto che essendo minorenne non poteva essere toccato. Situazione che a me comincia sinceramente a preoccupare, me sia per io in prima persona, per i residenti, e anche per capire questi genitori dove sono, questi ragazzi come agiscono. Un po' di educazione, un po' di modo di chiedere le cose, anziché aggredirmi poteva chiedermi quella borsa posso riaverla e quant'altro. Invece non esistono mezzi termini, si passa subito alla parte fisica, a lesionare le persone, e purtroppo con le forze dell'ordine non si arriva ad un dunque. Lo dico io, lo dicono altri residenti, è qualcosa che si legge nelle chat, perché ormai internet sta divulgando anche queste notizie. A livello di amministrazione comunale dicono che si stiano interessando, però il tempo passa e nulla si vede. Un po' questo, basta vedere, non so, anche i graffiti presenti nella città, in palazzi storici, passa il tempo, tutti stanno facendo qualcosa, ma di fatto in sostanza non si vedono risultati. Questa è dunque la voce della vittima di questa nuova aggressione. Avete sentito ad opera ancora una volta di baby bulli, di giovanissimi. È sicuramente una vicenda che aprirà, anche se non si è davvero mai spenta, la discussione e la polemica a Treviso sul tema sicurezza, e lo ricordiamo che qualche giorno fa il sindaco Conte ha scritto al ministro Piantedosi per chiedere maggiori forze di polizia per arginare questo problema. Sono quasi quotidiane purtroppo le aggressioni da parte dei giovani in centro città. Ci spostiamo a Vicenza, nel Vicentino, scusate, a Valdagno per l'esattezza, con una imponente macchina dei soccorsi e dei pompieri impegnata per salvare due ragazzini. La piena improvvisa di un torrente li aveva sorpresi a ridosso di una parete di roccia.
Tanta paura, ma fortunatamente tutto si è risolto senza gravi conseguenze per i 2 ragazzini che sono stati salvati dai vigili del fuoco in contrada Marchesini a Valdagno. I 2 minorenni nel tardo pomeriggio di ieri, alla ricerca di un po' di fresco, si erano avventurati sulle sponde del torrente Agno. L'improvvisa piena però del corso d'acqua a seguito dei violenti temporali di ieri ha bloccato la via di fuga dei ragazzi, che hanno trovato riparo in una insenatura in attesa dei soccorsi. Sul posto i genitori hanno assistito all'imponente operazione di salvataggio dei pompieri, che hanno impiegato squadre da Arzignano, Vicenza, il nucleo fluviale di Bassano del Grappa, i sommozzatori di Mestre e l'elicottero Drago 149. Una parete verticale di rocce è stato l'ultimo ostacolo da superare per i ragazzini, che spaventati ma senza ferite sono stati poi salvati e consegnati ai genitori. In una zona boschiva di Arsiero è stato ritrovato ferito ma vivo il ciclista scomparso domenica. Abbiamo incontrato i volontari del soccorso alpino e speleologico che ci raccontano le ricerche e il ritrovamento del 39enne di Cogollo del Cengio. Non abbiamo ancora il servizio e allora andiamo a Mestre con la notte di violenza che si è vissuta qualche giorno fa nel centro di Mestre, una rissa in via Palazzo a pochi passi dal municipio, accaduto sabato notte, furibonda rissa che ha coinvolto una dozzina di persone. Stavolta è successo quello che doveva succedere, quindi gran botte, risse violente, sono già successe le risse violente, pestaggi, scagliato vetri, bottiglie, si sono menati, scagliato sedie, hanno fatto il disastro. Poi sono tutti ubriachi, sicuramente assumono qualche sostanza, ok? E tu vedi sta tavolata e arriva tutta sta gentaglia, che prima era un bel ambiente. La voce di una residente in via Palazzo che per paura preferisce non apparire in video racconta una notte di ordinaria follia nel cuore di Mestre. Proprio la sera in cui con via Piave in festa si riusciva a regalare un po' di serenità ad una delle zone più critiche della città, una rissa scoppiata tra avventori di un paio di locali, circa una dozzina di stranieri, sconvolgeva la via pedonale in cui sorge il municipio. Di notte non c'è bella gente, c'è brutta gente e poi tutta gente che viene da fuori, non si sa da dove, sempre tunisini, marocchini, gente che si mena, quindi quella volta lì l'accoltellamento è venuto fuori sui giornali dappertutto. Altre risse, la donna che hanno picchiato, messa per strada, anche quella lì picchiato lei e picchiato anche il marito, il compagno, non so chi fosse. Sabato notte sono arrivate polizia locale e polizia di Stato, oltre a delle ambulanze, ma secondo la residente ci vorrebbe più presenza di forze dell'ordine a presidio del territorio e anche più controlli su quelle che sono le norme che regolano la movida in Comune di Venezia. La zona qui non viene mai nessuno a controllare, perché i vigili invece di passare alle 2 e alle 3 del pomeriggio non passano dopo le 11 mezzanotte a verificare la zona. Cioè il portico lì è tutto occupato, in via Manin assolutamente no. Perché sta differenza? Via Manin gli stanno addosso in questo modo, i portici sono liberi, puliti, poi i portici è tutto pieno, un bordello. Il Sebastiano Costalonga, perché non fa fare i controlli in questa zona? E allora si accorgerebbero che l'ordinanza ultima che è stata emanata non viene rispettata in nessuno dei punti che sono stati stabiliti. Andiamo a Palazzo Balbi, dove va in corso il punto stampa del presidente Zaia che, da quello che sappiamo, dovrebbe annunciare un patto per promuovere il turismo sulle colline del Prosecco. Sentiamo direttamente dalle parole di Zaia. Del grande circuito di siti UNESCO. Avevamo detto che si partiva dall'anno zero da circa 200.000 presenze turistiche per avere al 10° anno almeno 1 milione di presenze turistiche. Considerate che il 66% dei turisti della zona del Prosecco sono stranieri. Si consideri che ci siamo presi, ma forse è sbagliato dire ci siamo presi un impegno, abbiamo voluto che fosse chiaro, perché questa è stata la mia proposta a Parigi, che nell'area UNESCO non si debbano realizzare strutture alberghiere, perché ci sono già delle strutture alberghiere e quindi non si vada a divorare territorio, ci sono ottimi operatori del mondo alberghiero, però è pur vero che in tutto questo pacchetto, diciamo, importante a livello internazionale c'è anche una parte di turismo esperienziale, di extra alberghiero, che nulla deve togliere, diciamo, l'offerta alberghiera, ma che va a completare l'offerta turistica nei territori. Insomma, sentite, io spero che siano superati gli anni nei quali c'era ancora
questa battaglia tra alberghiero e extraalberghiero. Se un nostro turista vuole andare a dormire su una casa sugli alberi è extraalberghiero, perché comunque la casa sugli alberi te la dà magari un privato, oppure qualcuno che si organizza con molte case sugli alberi e fa un'offerta alberghiera, come può accadere. Quindi turismo esperienziale, turismo in un'area ad altissimo valore paesaggistico ed è quindi oggi, poi io lascio la parola prima a Marina Montedoro, poi a Valentina Reino e infine chiuderà la Sore Caner, per dire cosa? Per dire che Airbnb ha deciso, con questo accordo che si farà, introdurrà, non so se voi avete seguito l'evoluzione di Airbnb, loro sono passati da una vendita indifferenziata di alloggi, di incrocio tra domanda e offerta indifferenziata, dove comunque il motore di ricerca ti diceva 3 camere, 2 camere, a una scelta tematica. Oggi Airbnb ti dice case sugli alberi, dormire in barca, dormire sulle grotte, vi sto dicendo tutte le categorie, i castelli eccetera, e c'è questa dei vigneti, che è quella che cresce di più 400% ho visto, e non aggiungo altri dati che è giusto che li diate voi dopo, ma quindi per noi è interessante sapere che Airbnb c'è, ma non solo per vendere prodotto, che è già una grande roba, ma anche per accompagnare a livello internazionale tutta una serie di iniziative, non ultima quella di quelli che io chiamano gli ambassador, nel senso questa idea di dar vita a una formazione, e molti giovani, poi magari Marina Montedoro ne parlerà, di giovani che comunque accettano di fare un corso di formazione per diventare dei cantori, dei traghettatori in quest'area dell'UNESCO e quindi persone che sanno veramente dare informazioni. Avete sentito dunque dalle parole del Presidente Zaia di questa novità che riguarda questa piattaforma online di affittanze turistiche, questo accordo per inserire tra le opzioni per il turista che vuole vivere una nuova esperienza anche quella delle colline del Prosecco Patrimonio UNESCO. E questa è la novità che poi approfondiremo questa sera nel corso dei nostri telegiornali. E adesso andiamo, lo abbiamo raccontato prima, buongiorno ad Elena Dal Forno insieme a Tommaso Migote, insieme alla consigliera comunale Caterina Dozzo. Elena, noi abbiamo ascoltato poco fa proprio l'intervista, la testimonianza che avete raccolto tu e Tommaso di questa nuova aggressione, ma ce ne sarebbero state altre. Raccontaci tutto, Elena, buongiorno nuovamente. Sì, buongiorno agli spettatori di Antenna 3, siamo qui con la consigliera comunale Caterina Dozzo, una giovanissima che ci racconta questo fenomeno baby gang. Sembra non ci sia via d'uscita a queste aggressioni costanti alle persone, ai patrimoni. Ecco, chiediamo proprio a Caterina Dozzo cosa si può fare per fermare questa ondata di violenza. Il sindaco ha chiesto più forze dell'ordine. Sì, grazie Elena. Allora, innanzitutto la situazione di disagio è più evidente sicuramente in alcune zone della nostra città, ma non dobbiamo fare l'errore di pensare che non ci sia un disagio diffuso tra i più giovani a Treviso, e questo dipende anche dal fatto che purtroppo ad oggi manca una programmazione complementare a quella che è stata dichiarata dal sindaco in questi giorni, vale a dire la richiesta di maggiori forze dell'ordine al ministro dell'Interno. Manca infatti, a mio avviso, una programmazione preventiva, un qualcosa che sia più a lungo termine e più ancorato nella situazione della nostra città, e quindi maggiori investimenti nelle politiche giovanili, nel sociale sicuramente, ma anche ad esempio nello sport, nella ricerca di spazi, perché noi giovani abbiamo bisogno di spazi in città, mi ci metto in mezzo, abbiamo bisogno di alternative a questa visione di Treviso che c'è ad oggi. Prendo ad esempio lo sport purtroppo ad oggi è ancora molto lasciato un po' in disparte, al di là di quella che è poi stata la campagna elettorale. Abbiamo avuto in passato settimane dello sport che permettevano ai più giovani di veramente osservare tutta l'offerta presente in città. Quest'anno purtroppo avremo una mezza giornata e tra l'altro circondata dalle auto in piazza, quindi voglio dire, manca tutta l'altra parte, non solo quella di azione, di successione, insomma, successiva alle azioni che avvengono, ma soprattutto quella di programmazione preventiva per i più giovani. Ecco, si parlava anche di operatori di strada, il PD ha chiesto, anche la lista civica della quale lei fa parte, Caterina, ha chiesto più operatori di strada, più persone specializzate a contatto con queste realtà che effettivamente stanno creando molto disagio. Sì, esatto, servirebbe un contatto diretto con le persone giovani che popolano
nostra città, un contatto diretto che a dire il vero è previsto anche dalla programmazione del Comune approvata dal Consiglio Comunale. Era prevista già per quest'anno l'iniziativa del tavolo dei giovani, io mi auguro che sia insomma in programma a breve termine, perché c'è sempre più bisogno di un dialogo diretto con i ragazzi che devono poter esprimere le proprie esigenze nella maniera più spontanea e meno intermediata possibile, per poter costruire una città che sia veramente alla portata e a forma di tutti. Ecco, l'ultima domanda è una provocazione. Si dice che Treviso sta diventando una città per vecchi e per ricchi. Forse questa è anche l'espressione di quello che sarà il futuro? Certo, esatto, è un po' quello che ho detto fino ad ora, quindi noi non vogliamo credere che Treviso sia una città per vecchi, le opportunità ci sono, le realtà che agiscono sul territorio ci sono molto numerose e hanno bisogno di essere però coordinate e di essere messe bene in vista anche dall'amministrazione comunale. Abbiamo tutti un po' la responsabilità di rendere Treviso appetibile per i più giovani, anche per le giovani coppie che vogliono costruirsi la casa, fare famiglia, eccetera, ma soprattutto con un occhio di riguardo verso i giovanissimi che altrimenti rischiano di avere come unico modello, come unico obiettivo quello di andare in giro alla ricerca di spazi e di opportunità che noi non siamo ancora in grado di offrirgli. Ecco Francesca, io credo che da Treviso sia tutto, se non ci sono altre domande vi restituisco la linea. Grazie davvero a Elena Dal Forno con Tommaso Migotta e grazie anche alla consigliera Caterina Dozzo. Come detto, un tema che continua ad essere caldissimo in centro città a Treviso. E adesso siamo in grado di mostrarvi il racconto dei volontari del soccorso alpino e speleologico che hanno ritrovato il ciclista 39enne di Cogollo del Cengio che era scomparso domenica. Ritrovato, finalmente lo possiamo dire, Cristian Fabrello, 39 anni di Cogollo del Cengio, è stato ritrovato ferito ma sano e salvo. Era partito domenica pomeriggio con la sua mountain bike, non aveva fatto ritorno. Subito si è messa in moto la macchina delle ricerche, del soccorso. Sono stati fondamentali, sì, perché finalmente lo hanno ritrovato e praticamente gli hanno salvato la vita. Ne parliamo con Mirko Paoletto del soccorso alpino e speleologico di Arsiero e con Luca Nardi, vice delegato regionale del soccorso alpino. Cominciamo da lei. È stato un momento importantissimo quello in cui lo avete individuato. Come è accaduto? Assolutamente sì, perché la ricerca di ieri era una ricerca molto complessa per l'ampia area nella quale poteva essere il disperso. Sono state fondamentali le segnalazioni di un passante che l'ha riconosciuto e il ritrovamento di una fototrappola dove veniva ripreso in una zona ben precisa. Ecco, a partecipare alle ricerche i vigili del fuoco, il soccorso alpino e speleologico, dicevamo, ma anche i volontari della protezione civile, le forze dell'ordine, insomma. Avete fatto un lavoro che è stato preziosissimo, gli avete salvato la vita. In che stato lo avete trovato? La persona è caduta da una scarpata, ha ruzzolato per qualche bella decina di metri verso basso, però era cosciente, si era messo da solo in una posizione relativamente comoda per lui e si era coperto con un telo termico per non prendere freddo, appunto. L'abbiamo trovato cosciente, rispondeva alle domande anche se sofferente. Ecco, il cellulare ormai era spento da ore e ore, come mai non è riuscito a lanciare l'allarme? A parte il cellulare, non è riuscito a tornare sul sentiero a chiedere aiuto a qualcuno? Le condizioni proprio fisiche sue non glielo consentivano, perché aveva forti traumi anche a livello vertebrale e a livello polmonare e quindi era impedito nei movimenti. Il telefono era nella borsa attaccata alla bicicletta, che era su una ventina di metri più alta, e quindi lui non poteva raggiungerla. È stato tratto in salvo poi dall'Eli Soccorso di Verona Emergenze, però lei diceva ha fischiato per segnalarsi. Sì, avevo un fischietto e sentendo persone che passavano, automobili, mezzi che ogni tanto passavano per questa strada, aveva tentato di farsi sentire.
Poi lo abbiamo individuato perché uno dei nostri volontari ha individuato la bicicletta e allora da lì naturalmente siamo scesi e l'abbiamo trovato. Ecco, le ricerche sono state svolte su un ampio territorio? Sì, assolutamente. Siamo partiti dal Monte Cengio e dal Monte Summano, dove la cella telefonica dava un possibile aggancio, e poi sono state ristrette nell'area che c'era stata segnalata dal volontario e dalla fototrappola. Abbiamo anche utilizzato sistemi tecnologici avanzati grazie all'intervento dell'aeronautica militare, che in altre volte si è rivelato risolutivo. Questa volta si è rivelata risolutiva la cura con cui è stata battuta l'area dove poteva essere il disperso. Ecco, grazie a voi, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle Forze dell'Ordine, finalmente Cristian Fabrello, 39 anni, può tornare a casa sua ad abbracciare i suoi cari. Tutto è bene, quel che finisce bene. Grazie. Grazie. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Siamo tornati in diretta, andiamo nel Padovano, a Saonara per l'esattezza, dove una settimana fa era stata danneggiata la panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin e ora tornano a colpire nuovamente i vandali. Ci racconta tutto in diretta Valentina Visentini insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, ebbene sì, vandali ancora in azione qui a Saonara, siamo al Parco dell'Olivo, quindi a pochi metri davvero dall'altro parco dove era stata sradicata la panchina rossa dedicata a Giulia Cecchettin. Qui i vandali sono entrati sempre nella fine settimana e vedete hanno completamente divelto e scardinato il motore elettrico del cancello che chiude il parco nelle ore serali, perché questo è un giardino utilizzato dai bambini e dalle famiglie. Non solo, dopo aver scardinato completamente il cancello, i vandali hanno imbrattato, con la vernice si sono divertiti a imbrattare prima una panchina che anche questa è un simbolo di prevenzione, perché è la panchina gialla dedicata alla prevenzione contro l'endometriosi, e poi più avanti dove vedete questa è la panchina intanto imbrattata nelle immagini che sta riprendendo in questo momento Cristian Roque Allende, la vedete, anche qui ci sono state delle scritte, alcune sono state ripulite, ce ne sono ancora da ripulire, e più avanti invece sono state imbrattate anche le giostrine del parco. Purtroppo è un atto vandalico fotocopia a quello avvenuto la settimana scorsa in un'altra area verde, dove appunto era stata vandalizzata anche la panchina di Giulia Cecchettin, e ora la polizia locale insieme al sindaco sta cercando di capire se si tratta della stessa banda di vandali, di ragazzi che ogni fine settimana ormai da qualche settimana si sta divertendo in questo passatempo davvero ridicolo di vandalizzare le aree verdi. In questi minuti la sindaca di Saonara è proprio in riunione con la polizia locale, anche perché si chiede insomma a questi vandali di interrompere queste azioni e di farsi avanti anche per sistemare a quanto fatto. E pensate, i danni sono ingenti questa volta, perché si parla di diverse migliaia di euro solo per sistemare il motore del cancello che avete visto all'inizio del nostro collegamento. E quindi l'appello del sindaco a interrompere, a smettere di distruggere e di accanirsi contro i parchi pubblici, bene comune, e appunto di farsi avanti anche per poter sistemare a quanto fatto. Da Saonara è tutto, noi speriamo solo di non dover ritornare tra una settimana a raccontarvi di nuovi atti vandalici. Linea allo studio. Eh sì, grazie Valentina, ce lo auguriamo davvero tutti, sono atti vandalici, al di là che ogni atto di vandalismo è antipatico, questi che vanno a colpire dei simboli sono ancora più odiosi, e quindi davvero ci auguriamo che sia l'ultima volta che vi raccontiamo di episodi del genere. Continuano le aggressioni violente contro gli uomini della polizia locale, che sono costretti a farsi medicare all'ospedale a causa proprio delle aggressioni subite durante il servizio. Il sindacato UGL torna a chiedere risposte urgenti a Comune e Prefettura di Vicenza.
Agosto mese nero per gli uomini della polizia locale. 7 agenti sono finiti in ospedale per essere rimasti feriti durante il turno. Hanno subito le reazioni violente di soggetti aggressivi senza avere l'equipaggiamento idoneo già in possesso ad altre forze di polizia, a partire dal taser. Insorge il sindacato UGL, che torna a chiedere mezzi di protezione adeguati per evitare conseguenze peggiori. Con anche prognosi di 7 giorni. È un dato allarmante, lo avevamo già segnalato che dal primo era un campanello d'allarme, e arrivare a fine agosto e avere 7 agenti è molto preoccupante. L'ultimo episodio risale a sabato scorso. Un pregiudicato, che poi è stato denunciato, ha assalito a calci e a pugno un agente che era intervenuto per sedare una violenta discussione tra vicini di casa in zona San Bortolo. Aver avuto la pistola elettrica poteva servire subito a scopo preventivo per calmare le acque, un messaggio che era già stato inviato alle istituzioni. Messaggio alla prefettura e anche per il rispetto della sicurezza e della salute dei lavoratori, che è la cosa più importante, perché qualcuno dice che anche il taser non è un DPI, ma è sempre un dispositivo di protezione individuale e non è un'arma, ma anche giubbotti, caschi, quello che sia, cioè nessuno vuole usarli, e non credo che nessun poliziotto voglia usare questo per andare a fare del male alle persone. Abbiamo notato che l'amministrazione comunale non è assolutamente attenta agli unici dipendenti che sono operativi, per cui possono rischiare, no? Perciò qualunque cosa succede che viene segnalata, loro non si mettono in moto, non fanno confronto con le organizzazioni sindacali al vedere di comprendere una soluzione immediata, perché se continuiamo di questo passo ci troviamo senza vigili. Ho parlato anche con Fratelli d'Italia, Nicola Naclerio, che siamo d'accordo anche col SULP di fare una manifestazione in piazza molto forte, e anche con l'ausilio di Roma, perché un mese non aver risposta dopo 7 infortuni è un fatto molto grave, anche perché ci appelliamo all'organismo di vigilanza, che anche oggi che abbiamo richiesto delle spiegazioni, anche il nostro RLS ieri ha mandato un'altra email, un'altra richiesta, e non c'è nessuna risposta. E adesso andiamo a Bassano del Grappa da Mirko Cavallin, che ci racconta di questo giallo, la caduta dal terrazzo di casa di una 36enne. Un giallo che forse sta trovando una possibile soluzione. Mirko, buongiorno. Buongiorno Francesca, ben trovati ai telespettatori di Antenna 3. Sì, come dici, dalle fonti investigative che abbiamo interpellato poco fa, si propende per il gesto volontario di questa 36enne. Cos'è successo? Ieri mattina, prima dell'alba, tra le 4 e le 4:30, alcuni residenti di questa palazzina, Civico 37 di via Villaraspa, siamo anche nei pressi alla mia destra della stazione ferroviaria e della stazione delle Corriere, hanno sentito delle urla e un tonfo in una delle zone interne tra i 2 condomini. Qui ci sono diversi edifici addossati uno all'altro. Questa donna appunto si sarebbe gettata, perché a questo punto questa è l'ipotesi più probabile, dal secondo piano, dall'appartamento del compagno, procurandosi varie fratture soprattutto alle gambe. Per questo è stata subito ricoverata all'ospedale San Bassiano, si trova ancora sotto sedazione, si attende di sentire anche la sua versione dei fatti. Avrebbe detto, ma su questo non abbiamo verifiche, avrebbe detto ai soccorritori: qualcuno mi ha buttata sotto. Invece, secondo la fonte che abbiamo interpellato questa mattina, gli inquirenti, i carabinieri nello specifico, la donna avrebbe già avuto in passato qualche problema di salute mentale. Su questo ovviamente andranno fatte delle verifiche, dei controlli anche da parte delle autorità sanitarie. Molte fratture, sotto sedazione, appunto non sembra in pericolo di vita, e questa del gesto volontario è l'ipotesi sulla quale propendono gli inquirenti. Molta preoccupazione ovviamente è scattata subito da parte dei residenti di questa palazzina, in piena notte, 4:30 di ieri mattina, con le finestre probabilmente ancora aperte a causa del caldo torrido ancora di questo inizio di settembre. Molti hanno sentito il trambusto provenire dalla caduta della donna. Ulteriori verifiche saranno fatte appunto dagli inquirenti, e per quanto riguarda la situazione sanitaria dall'ULSS 7, dall'ospedale San Bassiano, dove la 36enne è ancora ricoverata. Ulteriori aggiornamenti anche nelle nostre edizioni di questa sera. Per il momento da Bassano del Grappa con Renzo Rigone è tutto, vi restituisco la linea. Grazie.
Grazie a Enzo Rigone, grazie naturalmente a Mirko Cavallena per averci aggiornati su questo episodio. E c'è un altro episodio di cui vi raccontiamo che ci sposta a Vicenza, nel quartiere di San Felice, ancora una volta scenario di una violenta aggressione. 2 esercenti hanno subito un tentativo di rapina nella notte da 3 balordi. La zona si conferma essere una delle più pericolose della città nell'ultimo periodo. È così. Buongiorno Daniele Garbini insieme a Simone Squarcina. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno a te ai telespettatori. Confermo, proprio così, purtroppo nell'ultimo periodo, negli ultimi mesi, Corsa Felice e i quartieri a ridosso di questo importante asse viario che ricordiamo va verso Verona, si verificano sempre più spesso fenomeni proprio di aggressione legati alla presenza di balordi, al mercato della droga. Ecco, in questo momento il collega vi fa vedere proprio il punto esatto dove si è verificato, insomma, i titolari di quel negozio, di quel ristorante, verso le 2:30 si sono allontanati per tornare a casa, hanno percorso questo tratto proprio di Corso San Felice fino ai portici. Ecco, in questo momento vi fa vedere il collega, e in quel punto è stato affrontato, queste due coppie insomma, di esercenti sono stati affrontati da questi 3 balordi che in qualche modo gli hanno intimato di dare loro il portafoglio. Ecco, i dettagli poi li abbiamo riassunti in un servizio che poi tra un attimo rimandiamo. Quello che è importante sottolineare in questo momento è che veramente Corso San Felice, come attestano i stessi commercianti che in questo momento non hanno neanche più voglia di parlare, noi li abbiamo provati a coinvolgere, quelli un po' più attivi, i rappresentanti, e sono esasperati da quello che sta succedendo, non hanno anche voglia di più parlare e di sottolineare quello che sta succedendo in questo momento. Hanno avuto un incontro con il questore e il questore li ha rassicurati, parlo dei commercianti, con una presenza di forze dell'ordine. In parte è anche successo più presenza delle pattuglie, ma evidentemente non è sufficiente. Succedono ancora queste aggressioni, molto spesso qui i residenti alla sera ci sono dei locali che insomma ospitano la presenza di drogati, spacciatori, fino a tarda notte, insomma ci sono schiamazzi, ci sono tutta una serie di problemi. Ecco, è all'interno di questo contesto e di questo periodo che effettivamente c'è bisogno anche di avere un giro di vita, ed è successo quello che adesso andremo a raccontare. Francesca, io direi a questo punto che il punto della situazione lo facciamo nel servizio. Per il momento da Corso San Felice è tutto, restituisco la linea. Erano le 2:30 della notte quando 2 ristoratori chiusi il locale in Corso San Felice stavano dirigendosi verso le loro auto per fare ritorno a casa, quando 3 soggetti, 2 giovani e una ragazza, li hanno affrontati intimando loro di farsi consegnare i portafogli. Brandendo un cavatappi in mano a uno dei 2 giovani con il volto coperto da un cappuccio, hanno minacciato di usarlo a mo' di coltello, ma i 2 ristoratori hanno provato a dialogare per evitare violenze. I rapinatori, compreso che non avrebbero ottenuto i portafogli, sono passati alle vie di fatto, scagliandosi con violenza contro i malcapitati. Calci, pugni, qualche fendente è andato a segno anche sul volto, fortunatamente solo sfiorando un occhio di un ristoratore. L'altro, pur con un dito rotto, è riuscito a bloccare a terra uno degli aggressori, un volto già noto alle forze dell'ordine, fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno portato in caserma ed arrestato. Ora è ai domiciliari in attesa dell'esito dell'udienza di convalida. Sul posto anche 2 ambulanze che hanno prestato le prime cure. Spostiamo in Friuli Venezia Giulia, Premariaco, per la tragedia dell'ultraleggero precipitato. Le speranze per Alessandra Freschet, 15enne di Roveredo in Piano, e Simone Fant, 31enne di Reana del Roiale, si sono spente tra le 22 e le 23. Fatale per loro proprio l'ultraleggero, lo schianto dell'ultraleggero sul quale si trovavano. L'attesa per quella giornata, la gioia, la felicità di una prima volta che si trasformano in una tragedia immane che sconvolge la vita di 2 famiglie e anche quella degli studenti che erano lì all'aviosuperficie di San Mauro di Premariacco e avevano allestito un campo base nell'ambito delle attività predisposte dalla ASD Fly and Joy e l'Istituto Volta. Un primo volo fatale per Alessandra Freschet, 15enne di Roveredo in Piano, ma anche per l'istruttore Simone Fant, 31enne di Reana del Roiale, già molto esperto e affidabile, non
nonostante avesse conseguito il brevetto da poco, precisamente nell'inverno del 2023. Il volo era iniziato alle ore 16 con l'aria tersa, il sole caldo, nulla lasciava presagire che quel volo avrebbe preso una deriva così tremenda, con i ragazzi del corso all'aviosuperficie di San Mauro di Premariacco che, nonostante la poca esperienza, hanno subito capito come la fase di atterraggio si stesse trasformando repentinamente in una discesa di emergenza. L'aereo ultraleggero Fly Synthesis Storch ha cominciato a prendere un'andatura traballante, probabilmente per via delle forti e improvvise folate di vento arrivate per un fronte temporalesco nato in Slovenia. L'aereo riprende quota con forza ma non riesce a rimettersi in sesto. La sbandata finale a sinistra lo porta a precipitare in mezzo a un uliveto, prendendo immediatamente fuoco. Come raccontato nelle nostre dirette di lunedì sera, Simone e Alessandra sono riusciti a uscire in maniera autonoma, avvolti dalle fiamme. Sono anche coscienti all'arrivo immediato dei soccorsi che li portano all'ospedale di Udine con ustioni di terzo grado su tutto il corpo, mentre i carabinieri ascoltano il gruppetto di testimoni oculari sconvolti e traumatizzati da quanto visto, ma lucidi. Piangono, non si danno pace, cercano di ricostruire per quanto in loro possibilità l'accaduto, un incidente che trova poi il suo epilogo, il più brutto, nella serata stessa di lunedì. Intorno alle ore 22, dopo una dura lotta, si arrende il cuore di Alessandra, che lascia mamma Elisa, che lavora in una gelateria a Roveredo, papà Roberto e la sorella di 17 anni. Non vedranno più tornare a casa la loro piccola, che viveva inconvitto. Al Volta, circa un'ora dopo, arriva anche la notizia della morte di Simone Fant, che trasforma definitivamente la giornata della prima volta all'ambientamento al volo di Alessandra in una tragedia impossibile da dimenticare, con quei resti del velivolo in fiamme che ricordano l'assurdità della vita e della morte ancora una volta. E ci aggiorna in diretta su questa tragedia Stefano Giovanpietro. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno Francesca, siamo proprio a pochi metri, anzi nemmeno pochi centimetri dal luogo dello schianto. La dinamica dell'accaduto, o meglio la storia, l'abbiamo sentita nel servizio di come questa giornata, che doveva essere di festa per Alessandra Freschet, 15 anni di Roveredo in Piano, la sua prima, come ci ha raccontato il presidente della scuola di volo Fly Enjoy, dove siamo, e che ringraziamo anche della disponibilità. In questi corsi si fa il primo volo di ambientamento, dove un ragazzo capisce se la sua vocazione è solida o meno, se magari vuole fare altro nella vita, ma purtroppo la tragedia incombeva, come si vede, resti di rottami, il relitto. La maggior parte del relitto è coperta da un telo azzurro su disposizione dei carabinieri. Quest'area ovviamente è sotto sequestro probatorio penale, però si vedono pezzi di fusoliera che si sono disintegrati nell'impatto qui in mezzo agli uliveti. I carabinieri che sono ovviamente anche qui, come li stiamo facendo vedere, anche se le indagini da parte dei carabinieri sono sostanzialmente chiuse, continueranno soltanto quelle dell'Azienda Nazionale per la Sicurezza dei Voli. Vi facciamo vedere anche un po' quello che è successo, la ricostruzione che è stata fatta anche da parte proprio dello stesso presidente della scuola di volo, Aimaro Agostino, che non era presente, è stato richiamato, ma ci ha fatto capire che la dinamica lì, vedete, dove ci sono i New Jersey bianco e rossi, è la fine della pista, un'unica pista che c'è qui a San Mauro di Premariacco, all'aviosuperficie. C'è stata una formazione temporalesca, quello che ci è stato definito come temporalino d'estate, che però si è rivelato più fastidioso del solito e ha dato dell'instabilità al velivolo, all'ultraleggero, che ha capito Simone Fant, la seconda vittima, il 31enne di Riana del Royale, istruttore di volo molto affidabile, che non aveva più il controllo del mezzo dell'aereo. Allora ha provato una riattaccata, ha provato a ridecollare dando forza. L'aereo ha ripreso anche quota, ma lì c'è stata la seconda folata di vento che è stata determinante in negativo. Da lì il pilota ha capito che non avrebbe più potuto maneggiare con cura il velivolo e ha provato questo atterraggio di emergenza. Qui vedete tutta l'area bruciata, che fa proprio capire che l'aereo lì ha impattato terra e lì invece un po' più lontano ha finito la sua corsa, avviluppato dalle fiamme. I due sono riusciti ad uscire autonomamente. Ci sono ancora degli estintori usati dai vigili del fuoco per spegnere le fiamme del relitto, ma anche purtroppo per liberare dalle fiamme Alessandra e Simone. I due sono andati in ospedale. C'era quella fiammella di speranza che si è spenta alle 22, come abbiamo detto, per Alessandra, alle 23 circa, poco prima, per Simone Fant. Sconvolte le comunità di Roveredo in Piano e Reana del Royale. C'è lutto
ovviamente proclamato immediatamente, prima ancora che lo decidesse la magistratura, della scuola di volo, che deciderà poi quando ci sarà la serenità di riprendere le loro attività, in questa ottica anche di corsi che si fa con le scuole, di cui il Volta è uno degli istituti partecipanti. Colpisce e ferisce anche l'idea di immedesimarsi in quei 7 ragazzi che componevano il corso, che hanno preso i furgoncini, sono arrivati qui. Alessandra ovviamente è quella che ha avuto il destino peggiore, ma anche chi ha assistito dei ragazzi è rimasto sconvolto, ragazzi veramente stravolti da quanto hanno visto, perché in linea d'aria sono pochi metri, quindi hanno visto tutto, come è andata, come è caduto l'aereo, e per questo sono sotto supporto psicologico fornito dalla stessa scuola, di cui sentiamo il dirigente Mauro Pozzana, che abbiamo intervistato questa mattina, anche per capire lo stato d'animo dei ragazzi in questa tragedia immane. Da qui è tutto, ma prima sentiamo proprio le parole del dirigente del Volta. Una giornata di dolore qui all'Istituto Volta. Alessandra ieri aveva effettuato il primo volo di ambientamento, immaginiamo appunto un appuntamento atteso con grande emozione. Sì, questa era un'attività che Alessandra ha fatto su base chiaramente volontaria, era il primo anno, si doveva iscrivere in seconda ed era un pochino un'attività che doveva svolgersi nell'arco della settimana per conoscere un pochino tutte quelle che sono le dinamiche di una attività in un aeroporto, quindi non solo finalizzata al volo, ma proprio per un approccio immediato a quella che poteva essere la sua realtà professionale futura. Purtroppo una tragica fatalità, è venuta a mancare Alessandra, è venuto a mancare il suo istruttore, anche lui un ragazzo giovane ma esperto, già con diversi brevetti di istruttore, e questo ha portato un grande dolore in tutta la comunità, perché noi ragazzi, la scuola non è grande, conosciamo le famiglie, conosciamo tutti i ragazzi, abbiamo molti momenti di convivialità, e quindi è una perdita veramente immane per noi, che siamo tutti colpiti, ecco. Come state affrontando anche la situazione rispetto agli altri 7, se non erano ragazzi, che erano ieri presenti nell'area con Alessandra? Sì, stiamo attivando un supporto psicologico per questi ragazzi che sono molto provati dalla perdita della loro compagna di classe, della loro amica, e stiamo comunicando anche con le famiglie per porre in atto tutte quelle iniziative che si renderanno necessarie non solo in questo momento, ma anche durante tutto l'anno scolastico, dove vogliamo far sentire la nostra vicinanza a tutti gli studenti e alla famiglia, ecco. Continueranno comunque anche nei prossimi giorni eventuali attività di volo, di formazione? No, in questo momento abbiamo sospeso qualsiasi attività, perché questo è il momento del dolore, è il momento di unirci tra di noi. Sono tutte attività che verranno riprese con il tempo, ma abbiamo bisogno di un pochino di metabolizzare e di fare nostra questa grande perdita. Alessandra è una ragazza solare, impegnata a scuola, non aveva problemi, un ottimo rendimento, era una delle nostre piccole, tra virgolette, la presenza femminile è un po' più limitata in questo percorso di studio, e quindi noi ce teniamo veramente strette, è veramente un grande dolore. Era iscritta al Liceo delle Scienze Applicate? Liceo delle Scienze Applicate, dove abbiamo questo progetto aeronautico che porta gli studenti ad avvicinarsi a quella che nei loro sogni sarà la loro futura carriera, che è quella di pilota. E purtroppo, ripeto, una tragica fatalità ci ha tolto Alessandra e Simone, un altro giovane. E questa è dunque la tragedia di Premariacco. Adesso noi cambiamo argomento, parliamo di economia, parliamo di edilizia, un settore che aveva risollevato la testa anche grazie al superbonus, che ora si appresta ad affrontare una serie di scadenze che mettono qualche pensiero agli addetti ai lavori. Saluto, ringrazio per essere con noi qui in studio con me Stefano Garibbo, responsabile area lavoro Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno. Buongiorno a voi. E in collegamento abbiamo Gian Maria Modolo, presidente del gruppo Costruzioni Confartigianato Marca Trevigiana. Buongiorno Presidente.
Grazie, buongiorno a tutti. Allora io partirei proprio da lei, Presidente, per fare un quadro della situazione. Io ho azzardato un settore edilizio che aveva rialzato la testa, aveva ripreso insomma vigore grazie anche al super bonus, poi sappiamo come sono andate a finire le cose. Oggi qual è lo stato di salute anche alla ripresa, alla riapertura dei cantieri dopo la pausa estiva del settore edilizio veneto e trevigiano? Allora le aziende in questo momento hanno il grossissimo problema del caldo che ancora persiste e mette in difficoltà veramente la produzione. Ma a parte questo, che è un problema che fra poco si risolverà, il problema è la manodopera, il problema è la mancanza di lavoro per le imprese virtuose, per le imprese che si comportano bene nel mercato, fanno il loro dovere sulla sicurezza, su tutti gli ambiti, fanno un lavoro di qualità e purtroppo si trovano ad affrontare ancora un'altra incombenza che ci viene messa da Roma. Dobbiamo iscriverci e fare la patente a punti per un nuovo balzello che le aziende dovranno affrontare. Per le imprese virtuose c'era già un'etica in questo ambito in cui bisognava comportarsi in una certa maniera, i propri collaboratori avere un certo livello di efficienza in cantiere e controllo della sicurezza. Purtroppo la patente a punti, così come è stata impostata, darà qualche difficoltà anche alle imprese virtuose. Facciamo sempre tutto in ambito sicurezza e quindi la affronteremo e faremo tutto quello che serve, ma comunque è sempre un peso in più per le aziende che devono mettersi in regola al più presto, insomma. Ecco, della patente a punti andremo ad approfondire il tema tra pochissimo con Stefano Garibbo. Presidente, io tornerei ai due temi che ha toccato all'inizio. Il tema caldo, ne abbiamo parlato per la ripresa delle scuole, ma spesse volte sottovalutiamo come le temperature che abbiamo affrontato, che stiamo ancora in qualche modo affrontando, pesino su chi lavora tutti i giorni sotto il sole e all'aperto. In che modo ha influenzato il lavoro dei cantieri in questo periodo? Si è dovuta rivedere la programmazione degli interventi, dei lavori in corso? Ma certo, nelle ore del pomeriggio praticamente è impossibile lavorare, la produttività praticamente si azzera, quindi non ha neanche senso mettere in pericolo i collaboratori perché purtroppo il problema è la disidratazione, c'è molto caldo, l'acqua che si riesce a assumere comunque con sali minerali eccetera eccetera non è sufficiente, però i ragazzi accusano tanta stanchezza e quindi la produttività scende tantissimo, non c'è quantità ma neanche qualità di produzione. E quindi ci sono stati anche, pensiamo, dei ritardi in alcuni cantieri, giocoforza per questo rallentamento? Sì, perché se facciamo i lavori con una certa durabilità dobbiamo stare molto attenti a come li facciamo. Il processo è come fare il formaggio, come fare il vino, come fare qualsiasi cosa. Se vogliamo la qualità dobbiamo metterci impegno soprattutto sulle varie fasi e quindi facendo velocemente e con condizioni meteo pessime come adesso sicuramente la durabilità non rimane e un'impresa artigiana tiene sempre alto il valore della durabilità. Altro tema, e poi veniamo alla patente a punti, è quello della manodopera, che immagino che anche questa che viene a mancare rallenti quella che è l'attività delle aziende. Abbiamo un'idea di quanti lavoratori manchino alle nostre imprese edili, Presidente? Ma i numeri sono molteplici, comunque mancano sicuramente 6.000 persone, mancano tranquillamente perché tutte le aziende cercano su tutte le mansioni, dall'operaio semplice al carpentiere, all'autista, al manovratore di attrezzature, cioè in tutti gli ambiti c'è bisogno perché il lavoro c'è, abbiamo avuto il problema della grandine e le manutenzioni sono aumentate tantissimo, ma c'è molta richiesta anche sulla costruzione del nuovo, c'è bisogno di manodopera formata
che ha delle competenze specifiche e ci sono tutti gli strumenti per arrivare a questo livello. Purtroppo non c'è l'offerta, non c'è. Quindi Stefano Garibò, il lavoro in edilizia c'è ancora? No, il lavoro, come diceva il Presidente, in edilizia c'è ancora assolutamente, anche perché l'attività, anche chiusa magari la stagione a 110, è ancora più su un livello di qualità e quindi, come diceva il Presidente, serve specializzazione. Noi abbiamo strumenti, risorse anche con la nostra bilateralità per preparare che effettivamente la candidatura di nuove risorse umane per il mondo dell'edilizia è scarsissima. Si pensi che nella nostra provincia esiste solo una scuola edile, tra l'altro come tutte le altre province del Veneto, quindi anche diciamo l'appeal è lavorare sui giovani, è un pallino della nostra associazione, stiamo facendo molto, però è difficile. Sicuramente dobbiamo tener conto che poi se parliamo di mondo dipendente più della metà, abbondantemente più della metà, sono stranieri, quindi serve anche un messaggio che passi diciamo in quegli ambiti e quindi insomma fare rete anche con il personale dipendente che abbiamo già in forza, sono già cose che abbiamo in uso per attirare anche altra manodopera eventualmente dall'estero. So che il decreto flussi consente, ci sono tutti gli strumenti, bisogna lavorare in quella direzione sicuramente. Per ora non c'è ancora un problema di cassa integrazione e nemmeno per motivi meteo, perché comunque le nostre imprese riescono magari a organizzare gli orari in maniera diversa e non lavorare, come diceva il Presidente, nelle punte più calde. Sì, è ancora un settore che trainerebbe occupazione, anche ben remunerata insomma, rispetto alle medie di altri settori. Veniamo a questa patente a punti, proviamo a spiegarla per chi non è un addetto ai lavori di che cosa si tratta, tra l'altro obbligatoria dal 1° ottobre, giusto? Sì, esatto, è obbligatoria dal 1° ottobre, qua parliamo di una normativa che esisteva già nel testo unico sicurezza, perché poi diciamo i requisiti fondamentali che magari dopo possiamo anche vedere ruotano intorno insomma degli standard minimi di sicurezza che l'impresa applica. Questa è una normativa che è rimasta sempre diciamo disapplicata, in stand by, mettiamola così, dal legislatore dal 2008 ad oggi. Gli incidenti gravissimi insomma che ovviamente sono, ricordiamo Bologna, Firenze, su tutti, hanno determinato nella primavera di quest'anno il legislatore. È comprensibile anche ovviamente il motivo, è legittimo, perché fosse solo una la morte che si conta nella nostra provincia in generale, è sempre una risposta va data e quindi è stata ripensata e riscritta quella normativa che ora entra in vigore il 1° ottobre. Sulla conversione in legge comunque di questo provvedimento alcuni miglioramenti anche richiesti dalla nostra associazione dobbiamo dare atto che il legislatore li ha raccolti, quindi se la prima versione era estremamente punitiva per le imprese, nella versione attuale qualcosa di positivo possiamo ravvisare. Resta comunque, come diceva il Presidente, un adempimento in più e la cosa che ci preoccupa è che, come diceva lei, il 1° ottobre oramai è dietro l'angolo e in realtà manca ancora la parte, è scritto che parte 1° ottobre, ma diciamo se oggi un nostro associato viene in associazione e mi chiede di fare la patente, io gli devo dire guarda vediamo se domani in Gazzetta hanno pubblicato la parte attuativa. È un déjà vu questo di altri provvedimenti. Esatto, non vorremmo trovarci il 30 di settembre che mi pare sia un lunedì con la stessa preoccupazione. Quindi, prego. Sì, prego, prego, concluda. Sì, no, quindi diciamo in questo momento oramai la legge è in Gazzetta e quindi non si torna indietro. A questo punto, come ha chiesto più volte la nostra associazione, che i provvedimenti attuativi vengano resi pubblici, insomma, che riusciamo a capire insomma, anche gli ultimi step, che poi sono quelli decisivi, perché parliamo di 19.000 patenti solo nella nostra provincia che dovranno essere, usiamo questo termine un po' automobilistico, emesse entro il 1° ottobre. Quindi insomma 19.000 punti di contatto con le imprese del territorio che hanno il diritto insomma, di arrivare a questa scadenza in tranquillità. Ma concretamente questi imprenditori, queste imprese, questi lavoratori cosa devono fare? Sappiamo che c'è stato già un primo incontro, abbiamo visto tra l'altro anche le immagini ad Asolo se non sbaglio, e quindi concretamente per ottenere questa patente a punti bisogna fare, e anche le chiedo, è un costo per le aziende? Allora, andiamo intanto su cosa deve fare. In questo momento fondamentalmente la patente a punti funziona su autocertificazione, sarà solo online, dobbiamo immaginare un portale online, non l'avrà una patente all'impresa, non ai singoli titolari o dipendenti.
quindi non ce l'avrà nessuno in tasca, sarà un requisito dell'impresa. Sono 6 fondamentalmente i requisiti che un'impresa deve possedere, alcuni molto semplici: essere un'impresa iscritta all'albo, insomma avere una visura camerale, quindi essere un'impresa artigiana o industriale, quindi vengono messe fuori gioco tutte le partite IVA fuori albo. Questa è una modifica che abbiamo chiesto in conversione positiva. Altro è essere a posto sulla normativa sicurezza, essere a posto sul DURC, cioè che vuol dire contributi INPS e INAIL, versamento e regolarità nell'applicazione dei contratti collettivi. E poi fondamentalmente i requisiti sono aver fatto i corsi di formazione, DVR, insomma la parte più difficile che magari invito le imprese a rivolgersi all'associazione per capire bene, è, perché gli adempimenti di sicurezza sono tantissimi, capire poi in base al tipo di azienda quali io ho fatto o quali magari devo completare per il 1° di ottobre. E quindi fondamentalmente è tutto in autocertificazione. Ci immaginiamo un portale dove si vada a flaggare questi requisiti assumendosene la responsabilità, quindi anche in termini di costo, perlomeno per le aziende che devono tutte avere questi requisiti, diciamo un'impresa standard con o senza dipendenti, questo è importante ricordarlo, con o senza dipendenti, questi requisiti dobbiamo dire che insomma sono il minimo di legge. Per questo noi come associazione non lo riteniamo così determinante in un vero miglioramento delle condizioni di sicurezza che la norma cerca, perché stiamo parlando di giurare quello che già la norma impone da anni alle imprese. Quindi il costo semmai potrebbe essere legato a dichiarazioni non veritiere, perché ci sono delle sanzioni. Le stavo per chiedere se rischiamo di avere tra qualche mese dei furbetti della patente della... Sì, esatto. Sì, questo oggettivamente il legislatore l'ha pensato, infatti la dichiarazione non veritiera comporta delle sanzioni penali, perché sono dichiarazioni in atto pubblico, perché si dichiara dove? Si dichiarerà in un portale del Ministero del Lavoro, quindi per tutta definizione siamo di fronte a pubblici ufficiali in quelle dichiarazioni, e ci sarebbe addirittura poi la revoca della patente per 12 mesi in caso di dichiarazioni false su questi 6 requisiti, che sono comunque abbastanza, che sono il minimo, dobbiamo dire, insomma, di condizioni di legalità che un'impresa, come diceva il mio Presidente, deve avere per operare in un cantiere. Però chi dichiarasse il falso, oltre alle sanzioni previste dalla normativa in generale sulle dichiarazioni in atto pubblico di tipo penale, che poi magari si convertono in ammende e quindi in soldi, avrà la revoca della patente per 12 mesi, che vorrebbe dire che non può lavorare nei cantieri per 12 mesi. O chi non se la fa completo sul pacchetto sanzioni, che magari è opportuno chiarirlo, chi non facesse la patente entro il 1° di ottobre e operasse in un cantiere è passibile di una sanzione che vale il 10% della commessa del cantiere, e comunque in una sanzione minima di 6.000 euro, quindi anche non farla, dimenticarsi di farla, anche quello può avere dei costi. Quindi più che il furbetto della patente a credito rischiamo di avere aziende che magari non avendola fatta continuano comunque a lavorare, perché poi ci devono essere anche i controlli che verificano, e sappiamo bene che insomma... Chiaro. Infatti questa è la preoccupazione anche con la nostra base associativa, che di queste 19.000 imprese che dovranno farsela ne rappresenta una bella fetta, e per questo stiamo facendo questi cicli di incontri. Ad Asolo, come avete mostrato, eravamo già in 300, stasera saremo a Conegliano, dopodomani qui a Treviso, e c'è una grossa attenzione dalla nostra base associativa. Ecco, la nostra preoccupazione comunque è che le imprese, magari come al solito con la testa impegnata a lavorare, magari questa normativa ci auguriamo abbiano il momento di dedicare attenzione, perché non avere la patente il 1° di ottobre, magari anche per un'impresa virtuosa che quelle dichiarazioni tranquillamente le può rendere, diventerebbe magari una penalizzazione. Presidente, in chiusura, il pacchetto casa, patente a credito, riqualificazione energetica che è prevista a livello europeo, ce la faranno le aziende edili trevigiane ad affrontare tutte queste scadenze così ravvicinate con le problematiche che abbiamo spiegato poco fa? Allora, bisogna prendere un tema alla volta. La patente a punti, come ho detto, sì, è un'incombenza in più, però tutto sommato porterà sicurezza, porterà ci sarà una cernita sui cantieri, e quindi quello sarà una buona cosa, ce la faremo. Basta che ci diano le indicazioni, insomma, perché se ancora non è pubblicato niente. Vabbè. Ma per gli altri 2 ambiti, risparmio energetico, sì, adesso aspettiamo, perché a gennaio poi ci saranno ancora altri cambiamenti per le agevolazioni che danno, e quindi le aziende in base a quello si struttureranno, in base a quello che lo Stato dà, perché normalmente
finché non esce la legge dobbiamo attenerci a quello che abbiamo e per il momento stanno per scadere, insomma. Il resto che riguarda la manodopera, riguarda i cantieri, penso che con adeguata formazione, con adeguato come si dice, campagna promozionale, si potrebbe far capire meglio che l'edilizia dà molte opportunità. Però bisogna che ci sia la volontà da parte delle persone che vogliono entrarci, ci sia la volontà di prendere un progetto e portarlo fino alla fine. Insomma, abbiamo bisogno di figure importanti, giovani, che entrino nel nostro ambito e portino quell'innovazione che c'è sul mercato e noi dobbiamo fruirne per poter essere competitivi ed essere efficaci verso i nostri clienti e verso le nostre aziende anche. E allora ci facciamo una promessa, ci rivediamo tra qualche mese e facciamo il punto della situazione in merito proprio a tutte queste scadenze. Grazie al Presidente del Gruppo Costruttori Confartigianato Marca Trevigiana, Gianmaria Modolo, e grazie a Stefano Garibbo, responsabile area lavoro di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Vi ricordo che i prossimi appuntamenti per la patente a punti sono stasera a Conegliano al Dina Orsi e domani sera al BHR di Quinto alle ore 20. Noi ci fermiamo per la pubblicità. Grazie ai miei ospiti. Rieccoci in diretta, saluto il Presidente Stefano Cecchin, FISM Veneto, ben ritrovato. Grazie per l'invito, buongiorno a tutti. Con il suono della prima campanella noi ci diamo l'appuntamento fisso, perché ogni volta lei ci dà degli aggiornamenti molto importanti sulla situazione delle scuole paritarie della nostra regione, che ormai da qualche anno sappiamo fare i conti, e lei ce lo racconta, con la denatalità, con tutte queste sono le problematiche che conosciamo bene. Ieri il rientro per i più piccoli, i bimbi di scuole materne e nidi, poi la settimana prossima toccherà a tutti gli altri, a quelli più grandi. Che ripartenza è stata? Quali sono le problematiche? Noi per la scuola dei più grandi abbiamo parlato di nuovo anno scolastico e vecchi problemi, è così anche per i più piccoli? Diciamo che cerchiamo di darci da fare ogni anno, soprattutto il personale, per fare in modo che alcune problematiche vengano risolte. Ovviamente l'associazione, che è la Federazione Italiana delle Scuole Materne, fa il suo a livello istituzionale rispetto alle risorse economiche. Diciamo che le docenti, le educatrici, le coordinatrici e il personale non docente, quindi le ausiliarie, cuoche, signore delle pulizie, eccetera, le segretarie, sono ripartite tutte in modo appunto con molto entusiasmo. Hanno accolto i bambini, hanno accolto le famiglie, la maggior parte delle strutture sono ripartite. Gli asili nido, che lavorano su 11 mesi, quindi hanno lavorato anche tutto il mese di luglio, va bene, hanno fatto di fatto un unico mese di pausa, che è quello di agosto. Quindi siamo ripartiti soprattutto sulle scuole dell'infanzia con l'inserimento dei più piccoli, mentre per quanto riguarda i servizi educativi all'infanzia, quindi sezione di primavera, asili nido, centro infanzia e altro, siamo ripartiti praticamente subito. Ecco. Quindi sono stati accolti i genitori, sono state accolte le famiglie, rimettiamo in relazione le famiglie e i genitori tra di loro e con le istituzioni educative e scolastiche. Quindi rispetto ai problemi, ad esempio, dell'anno scorso, lei faceva riferimento giustamente, perché insomma è il problema dei problemi, quello della denatalità. Noi abbiamo avuto in sostanza una flessione del 4,5%, va bene, con punte più alte in alcune zone, quelle periferiche, diciamo, a livello poi provinciale, a livello veneto, a livello provinciale, in alcune province la denatalità si è fatta sentire più che in altre, però insomma il dato medio ormai è questo, un 4-5% anno, una media del 4,5% di denatalità. Cosa significa rispetto alla popolazione dei bambini presente all'interno delle nostre strutture? La FISM, la Federazione Italiana delle Scuole Materne, federa in Veneto circa 1000 scuole dell'infanzia che accolgono 67.000 bambini circa. Noi ne abbiamo persi circa 2.700, va bene, in un anno, quindi quel 4,5%. A questo si devono aggiungere oltre quasi 600, diciamo, servizi educativi alla prima infanzia, tra asili nido, che sono 320, e poi sezione primavera sono 262, che accolgono circa 12.000 bambini. Quindi complessivamente stiamo accogliendo, e accoglieremo nei prossimi giorni complessivamente, diciamo, circa 80.000 bambini 0-6 anni d'età.
tra appunto asili nido e servizi educativi alla prima infanzia, sezioni primavera eccetera, quindi 0-3 anni, e diciamo il 3-6 come età, quindi le scuole dell'infanzia. Sono scuole paritarie, si reggono ovviamente da un punto di vista gestionale su 4 gambe: la retta pagata dai genitori, che ahimè pagano 2 volte, perché pagano sia le tasse, quindi alla faccia della libertà di scelta educativa contemplata e prevista in Costituzione, mi permetto di dire. Quindi pagano le tasse, ma pagano anche ovviamente una retta. I genitori di fatto si accollano il 50-60% del costo del bambino all'interno delle strutture. Poi ci pensa ovviamente il comune con un contributo, la regione del Veneto con un contributo e lo Stato con un altro contributo. Diciamo che queste 4 gambe, da un punto di vista gestionale, quindi da un punto di vista economico-finanziario, tengono in piedi diciamo i servizi. Noi all'interno dei servizi l'80-85% del costo è legato agli stipendi del personale, quindi docenti che sono eccezionali, le educatrici altrettanto, le coordinatrici, il personale non docente, quindi segretarie, cuoche, personale ausiliario delle pulizie e quant'altro. Poi ci reggiamo sul volontariato. Quindi questi 80.000 bambini che vengono accolti in 1.000 scuole dell'infanzia paritarie e in oltre 500 servizi educativi alla prima infanzia, quindi asili nido, spesso integrati all'interno delle stesse scuole, va bene, sono poi seguiti da del personale eccezionale in formazione continua. Tra l'altro sono circa 6.000 le docenti, le educatrici, le coordinatrici, 6.000, più altri 2.000, quindi a fare 8.000 circa totali in Veneto, va bene, 8.000 dipendenti, per quanto riguarda poi il personale appunto non ausiliario. Abbiamo poi un grosso aiuto, sia in termini di tempo regalato, da parte dei volontari che fanno servizio e testimonianza all'interno delle nostre scuole, occupandosi soprattutto di attività che riguardano gli esterni delle scuole, quindi dai giardini, la cura del verde e altro, ma anche altri lavori, quindi manutenzione magari ordinaria e anche altro in segreteria eccetera. Ecco, anche i volontari danno una grossa mano. Ricordiamo che sono scuole dell'infanzia paritarie di ispirazione cristiana. Ci teniamo al nostro perimetro valoriale che è quello di ispirazione cristiana, crediamo che queste scuole di comunità volute dalla comunità appunto possano dare un loro contributo e riescono a darlo ancora, accidenti se lo danno, proprio in queste temperie culturali e in questo tempo che spesso è attraversato da fenomeni adolescenziali, giovanili e non solo, legati anche a dinamiche familiari davvero a volte strazianti e quindi difficili. Quindi il nostro personale e tutti noi ci mettiamo del nostro e cerchiamo di educare e istruire. Di questo ci vogliamo occupare, quindi occuparci del bambino integralmente, sia della sua parte di istruzione, sono scuole dell'infanzia, facciamo parte del servizio pubblico di istruzione, eroghiamo un servizio pubblico, ma l'educazione è altrettanto importante, educare ed istruire, questo è fondamentale. Devono venire ovviamente col sorriso sulle labbra i bambini al mattino, devono venire volentieri, devono sentirsi accettati, devono essere sentiti, avvertiti, si devono sentire chiamare per nome. Tu sei importante, non sei un numero, ognuno di loro è importante, ogni famiglia è importante. Presidente, riusciamo a quantificare quante scuole paritarie hanno chiuso nell'ultimo, lei parlava di 2.700 perse in un anno, parliamo di un anno scolastico, quindi 2023 su 2024? Certo, bambini, 2.700 bambini in meno, okay. Le scuole che hanno chiuso e che quindi non hanno riaperto e non riapriranno quest'anno sono circa 15, purtroppo la media è 12-15 scuole l'anno. Francamente nel 2009-2010 va bene, le scuole dell'infanzia paritarie erano 1350, adesso siamo a circa 1000. Ecco, è un depauperarsi, va bene, e quindi una perdita dolorosa per le comunità, è una perdita ovviamente, un impoverimento culturale in primis, ma sociale anche, soprattutto anche sociale, perché si perde un presidio non solo di istruzione, ma anche educativo.
sono fondamentali questi servizi per conciliare i tempi di vita e di lavoro dei genitori, dei giovani genitori, soprattutto il lavoro femminile, sono fondamentali. Quindi è un peccato chiuderle, ma si arriva a un certo punto in cui non ce la si fa. Quindi di solito al 70% circa, quindi 3 strutture su 4 chiudono per motivi economici, non perché manchino i bambini, perché potremmo continuare anche con una monosezione, con una sola sezione, anche con 10-15 bambini. Vanno a chiusura perché non ce la fanno sul piano economico-finanziario. Quindi il famoso aiuto che devono dare le istituzioni, in primis lo Stato, su questo a livello nazionale stiamo facendo una battaglia in vista del disegno di legge di bilancio 2025 dello Stato, quindi della stabilità, appunto, della legge di stabilità, e stiamo facendo una battaglia perché bisogna assolutamente che ci siano delle risorse importanti. Si deve partire dai bambini, prima i bambini, partiamo da lì, perché accanto ai bambini ci sono ovviamente dei giovani genitori, c'è il lavoro femminile, c'è una comunità che vive con loro. Un conto è perdere, con rispetto parlando, il bancomat oppure un ufficio postale in una frazione o anche in una periferia, voglio dire, di un centro anche importante. Un conto è perdere una scuola dell'infanzia. Perdere una scuola dell'infanzia, perdere un servizio educativo alla prima infanzia, quindi un asilo nido, è un disastro, perché si va ovviamente a perdere cultura, a perdere sul fronte sociale, tenuta. Non esistono più quei paracaduti che c'erano sociali quando le famiglie erano allargate. Quando eravamo piccoli noi c'erano le nonne a casa, c'erano alcune zie, c'erano magari le mamme che lavoravano a casa ma non lavoravano all'esterno. Adesso non è più così, i nonni lavorano e quindi spesso non c'è la possibilità di avere i nonni, molte coppie non hanno la possibilità di avere i nonni a fianco. I genitori debbono lavorare perché, ahimè, con un lavoro solo si fa fatica, va bene, e quindi questi presidi sono fondamentali, bisogna tenerli. Allora, la Regione del Veneto, i comuni li sentiamo molto vicini, bisognerebbe che lo Stato facesse la sua parte, perché lo Stato ha dei polmoni finanziari che la Regione, con rispetto parlando, i comuni se li sognano, quindi serve che lo Stato metta le risorse necessarie. Su questo abbiamo perso un grande treno, perso nel senso che lo Stato e l'Europa, ma lo Stato italiano in particolare, non ci ha permesso di accedere ai fondi PNRR, va bene? Sono fondi importanti perché sono 4,7 miliardi solo per gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Noi come scuole dell'infanzia paritarie non abbiamo potuto accedere a quei fondi. Quei fondi sono una partita di giro rispetto alle tasse pagate dai cittadini anche italiani. Quindi li raccoglie lo Stato, fiscalità generale, vengono poi destinati all'Europa, l'Europa ci rigira. Ecco, non abbiamo potuto accedere a quei fondi. Con quei fondi potevamo sistemare le scuole, potevamo aprire più asili nido, perché c'è una richiesta enorme di posti presso gli asili nido. Potevamo sistemare le scuole anche da un punto di vista termico, a proposito di caldo e a proposito di discussione, ma apriamo le scuole a ottobre piuttosto che più avanti perché fa caldo, eccetera. Ecco, a quelle risorse noi non abbiamo potuto accedere ed è un peccato perché la Costituzione parla chiaro: libertà di scelta educativa in capo ai genitori e sussidiarietà. Sono due principi cardine della Costituzione italiana. Il privato sociale senza scopo di lucro, non profit, che si rimbocca le maniche dal 1800 qui in Veneto, facendo in modo di accogliere i bambini negli ex asili, scuole materne, e adesso si chiamano scuole dell'infanzia, per scolarizzarli, per dar loro un futuro, per dare un futuro alla comunità. Ecco, meno Stato dove lo Stato non serve, più Stato dove serve. Sicuramente meno Stato in Veneto su questo fronte qui, perché abbiamo bisogno di maggiore libertà e di poter funzionare. Funzioniamo tra l'altro molto bene, perché un bambino all'interno di una scuola di infanzia statale costa, dati certificati, 5.700 euro allo Stato. Un bambino all'interno delle nostre scuole costa 3.500 euro. Allora, il Veneto ogni anno regala allo Stato 400 milioni di euro. 400 milioni di euro tramite il sistema paritario dell'infanzia. Non c'è molto altro da dire o da fare. Presidente, un'ultimissima battuta perché ho finito il tempo a disposizione, però proprio ce lo racconta ogni anno, ed è l'altra nota dolente, quella delle rette. Quest'anno ci sono stati degli aumenti e in che ordine? Proprio pochi secondi. No, ormai siamo
la forbice è fra i 180 e i 200 euro di retta mensile per le scuole dell'infanzia. Non abbiamo previsto aumenti quest'anno, non ci sono in previsione, almeno a brevissimo, il rinnovo contrattuale che potrebbe portare a un aumento. Mi permetto solo di segnalare la tematica IRAP in regione, quel 3,9% di IRAP avrà un costo e quindi anche su questo faremo un ragionamento con la Regione del Veneto e faremo un ragionamento nazionale con lo Stato, perché c'è bisogno ovviamente di robustire i contributi. Che costo avrebbe per voi? Beh, una struttura diciamo a 3 sezioni con un certo numero di personale sono circa 2.500-3.000 euro in più l'anno. Ecco. E ovviamente se abbiamo detto che una retta media mensile è 180-200 euro, se fosse 200 euro per 10 mesi sono 2.000 euro. È ovvio che l'IRAP significa sulle strutture diciamo medie, a 3 sezioni e così via, significa una retta, se non 2 rette in più che dovremmo, bambini in più, rette in più che dovremmo avere per poterla sostenere. Se non ci fosse la parità e quindi si tira una linea e quindi la tenuta dei conti la si fa sulle 4 gambe di cui parlavamo prima, o la retta dei genitori o l'intervento del comune o il contributo regionale o il contributo statale. Speriamo che gli enti pubblici su questo ci diano una mano, insomma. E torneremo allora a aggiornarci anche su questo. Grazie davvero Stefano Cecchin, FISM Veneto, buon lavoro e grazie davvero per essere intervenuto. Noi siamo, grazie Presidente, siamo in chiusura, vi lascio all'approfondimento dedicato ai temi della salute. Si parlerà di chirurgia robotica nell'impianto della protesi al ginocchio, ospite di Alice Montagneri, il dottor Claudio Melchior, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Conegliano. Siamo davvero in chiusura, ora c'è la sigla, poi le previsioni del tempo e poi l'approfondimento sanitario con Alice Montagneri. Grazie ad Alessandro Granzera e a Tony Esposito in regia, buon proseguimento di giornata a tutti voi.